Comincia ora il tratto a semplice binario. Poiché la linea principale scende verso Trieste centrale, mentre invece la galleria di circonvallazione procede diritta, per poterla raggiungere vi è questa salita oltretutto in curva molto stretta, con una scarsa visibilità. In salita non vi sono problemi perché il segnale di partenza ci dà la via libera fino in galleria di circonvallazione, ma come si è visto prima invece in discesa vi sono problemi perché vi è un segnale che protegge gli scambi Gretta che ha una visibilità molto ridotta. Alla fine della galleria del raccordo siamo ora nel camerone del gruppo scambi Roiano, dove si chiude il triangolo di innesto sulla circonvallazione. Tutti questi scambi sono telecomandati dalla cabina CEI di Trieste centrale. Il treno ora si innesta sul doppio binario della linea di circonvallazione. Prima si innesta tramite lo scambio sul binario di destra e poi attraverso una comunicazione passa sul binario di sinistra, il binario di circolazione normale, anche se qui la linea comunque è banalizzata e può essere percorsa in ambi i sensi su entrambi i binari. Ecco, il treno ora è passato sul binario di sinistra e poi può prendere velocità. La galleria curva qui verso destra. Siamo sotto Roiano e fra poco sulla sinistra vi è un'apertura dove si può uscire in via Moreri. Poi appare il grande rettilineo centrale della galleria di circonvallazione che è lunga 5615 metri. Dopo le tavole di orientamento ecco la luce verde via libera con avviso di via libera del blocco automatico 2. Ai tempi della costruzione di questa galleria, una vera odissea, i lavori sono cominciati nel 1959 e sono finiti nel 1982, venne commesso un errore. Le due metà al punto di congiunzione erano lievemente sfasate, perciò questo rettilineo centrale non è perfettamente rettilineo. Poco più avanti vi è un punto dove una piccola S appena percettibile fa capire che c'è stato l'errore di costruzione. La galleria inoltre è stata anche progettata in modo errato per quanto riguarda certe sagome limiti di carri moderni che all'epoca della sua costruzione non erano ancora di attualità. La linea ora prende a curvare, nuovamente verso destra. Ed ecco apparire il segnale del blocco automatico 4, giallo, via libera con avviso di via impedita, bisogna frenare. Poiché le tavole di orientamento hanno in mezzo la riga gialla, questo è il segnale d'avviso di Campomarzio. Vediamo il segnale d'avviso anche sull'altro binario, infatti la linea è banalizzata. Come si vedrà poi non vi era un motivo
per far allentare il treno. Si tratta della solita apertura intempestiva dei segnali. Apertura che provoca un inutile consumo dei freni quando viene fatta in ritardo. Siamo ora sul secondo rettilineo della galleria. Siamo nella zona sotto Piazza Volontari Giuliani. Sulla destra, accedendo a una nicchia, si può uscire in Piazza Volontari Giuliani. Da qui l'idea di fare a suo tempo una linea metropolitana, idea sempre valida ma che non va mai in porto. La linea curva ora nuovamente verso destra. Il treno frena e bisogna frenare molto perché a causa della curva i segnali sono poco visibili. Pertanto, anche se il segnale fosse già via libera, noi lo vediamo solo all'ultimo momento. Anzi, sul binario di destra accanto a noi il segnale è visibile proprio a poche decine di metri. Ecco le tavole di orientamento. Il segnale è il segnale di protezione esterno di Campomarzio e protegge il gruppo Scambi San Giacomo. Finalmente si vede il segnale che è giallo, via libera con avviso di via impedita. Un rallentamento che poteva essere evitato se i segnali fossero stati disposti a via libera tempestivamente. Sull'altro binario si vede il rosso apparso all'ultimo momento. Sotto il giallo vi è il numero 2, direzione Campomarzio, mentre con il numero 1 si va nel raccordo che porta verso Servola. Siamo ora al gruppo Scambi San Giacomo. Secondo il regolamento circolazione treni e regolamento segnali, avviso giallo e protezione al giallo significa velocità 30 sul successivo gruppo di scambi. Qui chiaramente questo è inutile, ma il regolamento è così e non si può derogare. Ed ecco ora l'ultimo rettilineo della galleria ed il gruppo Scambi San Giacomo. Sulla sinistra si allontana il raccordo a semplice binario che porta allo scambio Cantieri e a Servola. Ecco la galleria del raccordo che si allontana a sinistra. In fondo al rettilineo vi è l'uscita, che però è in curva. Il treno passa il gruppo Scambi come previsto da regolamento a 30 km/h. Poi ovviamente non accelera perché poco dopo l'uscita vi è l'altro segnale e nuovamente dobbiamo aspettarci il rosso. Ecco ora l'uscita della galleria di circonvallazione. Siamo ora sotto il muraglione del viale Campi Elisi e del PAM. Poi le tavole di orientamento ci annunciano il secondo segnale di protezione di Campomarzio. Quando lo vediamo è rosso-giallo-giallo, il famoso doppio giallo. Quindi velocità 30 e avviso di via impedita su binario ingombro o di lunghezza anormale. In questo caso quindi l'avviso giallo era giusto, perché questo segnale non può essere preceduto altro che da un avviso a giallo fisso, per la sua particolare restrizione. A Campomarzio il doppio giallo si ha in un unico binario del fascio merci lato mare, che è di un solo metro per una serie di scambi posta alla fine, più corto del solito.
Eccoci intanto al gruppo Scambi San Marco. Da sinistra si innestano le linee alta e bassa. Poi siamo alla galleria artificiale dei Campi Elisi di 348 metri. Si esce ora dalla galleria dei Campi Elisi nel trincerone dei Campi Elisi e siamo contro sole. Per questo motivo questa ultima parte del film è molto disturbata, ma d'altra parte si è preferito conservarla per via del segnale e del caso particolare per questo arrivo. Ecco il trincerone, a destra la rampa discendente della ferrovia di Bochum. Andare nel fascio merci lato mare vuol dire finalmente non percorrere questa comunicazione di scambi, che in tutti gli altri arrivi a Campomarzio abbiamo sempre percorso. Passiamo ora sotto il ponte della ex ferrovia cremagliera della fabbrica macchine, poi sotto il ponte di accesso al Molo Settimo ed eccoci nel piazzale di Trieste Campomarzio Smistamento. Questo piazzale, come si è già detto, è diviso in due parti, un fascio merci lato città e un fascio merci lato mare. Ora noi arriviamo nel fascio merci lato mare e qui si trova quell'unico binario che per un motivo di costruzione è di un metro più corto del necessario, quanto basta per provocare il doppio giallo sul segnale di protezione. Naturalmente il doppio giallo potrebbe anche sottintendere il binario ingombro, perciò il macchinista che non lo sa deve comunque entrare con la massima precauzione. Il binario però, come si vede, è libero, quindi si tratta, come detto prima, del famoso binario un metro più corto di quanto prescritto. Anche in questo caso il segnale di arrivo finale è quello in fondo, a luce rossa fissa, valido per tutti i binari, quindi il nostro treno deve tenere come punto di fermata la traversa limite del binario di arrivo. Vediamo nuovamente la stazione merci dello smistamento. Il treno merci 53555 dallo scalo della stazione centrale a Campomarzio Smistamento termina così la propria corsa. Vediamo sotto la passerella il segnale rosso di arrivo valido per tutti i binari. Anche questo, come già detto prima, sarebbe il segnale di partenza, ma in questo caso è il segnale di arrivo. Da Trieste Campomarzio Smistamento, ora attraverso la Bochiner Bahn, la ferrovia di Bochum o di Bochum, risaliamo sull'altipiano carsico alla stazione di Villa Upicina. Il treno merci straordinario 83305, trainato dalla locomotiva E652-015, è pronto a partire dallo smistamento di Campomarzio per Villa Upicina. Dopo l'attivazione della circonvallazione
Si è istituita una specie di senso unico. I treni merci vanno a Officina via Bivia Aurisina, minore pendenza, e scendono giù invece per la ferrovia di Vaucain, maggiore pendenza. Perciò qui un treno merci in salita è una cosa rara. Quando capita, poiché non sono previsti treni in orario, si effettua uno straordinario. Il nostro treno è pronto a partire come prova a freno, ma non ha ancora ricevuto le prescrizioni e il foglio di corsa. Ora si avanza come manovra fino alla traversa limite del binario. Siamo qui sul fascio merci lato mare, perciò per noi il segnale di partenza dei due che comandano i due diversi fasci è quello di destra. Il segnale è ancora rosso. Poi mentre ci avviciniamo si dispone al verde, via libera, sotto via il triangolo della velocità 30, indicatore di direzione numero 1, direzione Villa Officina. Vediamo a sinistra l'edificio basso della cabina Acei. La cabina vede che il treno è venuto avanti ed ecco ora il segnale di sposta via libera. Si avanza ancora un po' per la consegna del foglio di corsa e delle prescrizioni. A dire il vero, da regolamento tutto doveva venire fatto prima, ma nella pratica si fa così. Lettura delle prescrizioni. Ordine di partenza. Si dà la corrente, la macchina è impostata automaticamente con la velocità. I binari della circonvallazione si allontanano, noi prendiamo la rampa e al chilometro 1,330 attuale, 204,320 della ferrovia di Vaucain, comincia la rampa sud del Carso, il punto dove c'era qui lo scambio della linea di Erpelle. Poi da qui in poi vi erano due binari unici affiancati. Siamo in salita del 25 per 1000. Regolazione della velocità tramite l'apposita leva. La macchina è completamente elettronica, una volta impostata la velocità fa tutto da sola. Eccoci ora al punto dove venne montato il bivio San Giacomo durante i lavori di costruzione della linea alta dal 1942 al 1950. Poi ecco l'ultimo ponte della Vaucainer Bahn sulla ex via Navali di 6 metri. Subito seguito dal grande ponte sul viale Campi Elisi di 37,46 metri, dove è evidente che accanto a noi vi era il binario della Varosandra. I prossimi ponti, un tempo tutti a doppio binario, sono ora ridotti a semplice binario. Ecco il ponte sulla via dal Viano oggi Alberti di 15 metri, poi il ponte su via San Marco di 13,3 metri, il ponte su via Broletto di 10,70 metri e il ponte su via dell'Industria di 9,4 metri. E poi al chilometro 2,821,200,739 vediamo qui allontanarsi sulla destra la rampa ormai sommersa dalla vegetazione dove la linea della Varosandra prendeva la propria strada. La ferrovia di Vaucain entra invece nel tunnel di San Giacomo, il 47esimo da Jesenice, il 49esimo da San Veit an der Glan, lungo 403,24 metri.
Allo sbocco del tunnel siamo alti sopra la via Tesa. Qui a sinistra vi erano le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Rozzol, ormai in abbandono. Siamo ora sopra Piazza Foraggi ed ecco il ponte di 6 metri sulla via Destriero, mentre si comincia a girare attorno all'ippodromo. L'aumento costante della velocità. Ecco il video con la velocità sui 3 carrelli. Si continua a girare attorno all'ippodromo. Poi vediamo le vecchie tavole di orientamento dipinte di bianco del segnale di protezione che non c'è più di Rozzol. Dopo i portali della TIE si passa sopra la strada di Catinara con il ponte di 11 metri. E si arriva nel piazzale della stazione di Rozzol. Qui vi erano i binari di salvamento a destra e a sinistra. La stazione di Rozzol dal 1923 Rozzol-Montebello, chiusa nel 1991. Nel 1993 poi sono stati tolti anche i binari, che qui però al momento del film c'erano ancora. Orizzontale, la rampa però riprendeva subito già a metà stazione. Sulla sinistra il vecchio edificio delle abitazioni. Nuovamente in rampa del 25 per 1000. Ed ecco il punto dove vi era l'ultimo deviatorio. Siamo ora alti nella zona di Rozzol. Possiamo vedere ora in alto l'orribile casermone di Rozzol Melara. Dobbiamo ora passare dalla valle di Rozzol a quella di San Giovanni e invertire il nostro senso di marcia. Questo avviene con il Vendetunnel Revoltella, la galleria di inversione di Revoltella. Lunga in origine 1269,72 metri e poi dal 1922, quando è stato montato l'impianto di areazione, 1280,18 metri, in salita del 24 per 1000. Prima rettilinea, poi comincia il giro a semicerchio. E questa è la terza galleria in ordine di lunghezza della ferrovia di Wochein-Boching, dopo il tunnel di Wochein-Boching e il tunnel di Obrne. Nuovamente rettilineo, l'ultimo tratto, appare l'uscita. E qui all'uscita vi è il prolungamento artificiale dovuto alla costruzione dell'impianto di areazione, di cui vediamo il rudere sulla sinistra. All'uscita del tunnel la pendenza sale al 27,1 per 1000. Si passa poi sopra la strada per Longera con un ponte di 4 metri.
E si arriva ora all'orizzontale dell'ex piazzale della stazione di Guardiella, dove vi erano 3 binari, chiusa nel 1959. A sinistra gli edifici di abitazione e poi in fondo vediamo la stazione, sulla quale c'è ancora la tabella con il nome. Chilometro 7 più 756 attuale, 197 più 804 della ferrovia di Wochein-Bochum. Fine del piazzale della stazione di Guardiella, poi vi è il ponte sulla via Damiano Chiesa. Ed ora la rampa oscilla fra il 23 e il 27 per 1000, con una media del 24-25. Ci appare ora un tunnel che in realtà è un ponte, un sovrapassaggio stradale della via Alfonso Valerio, la parte alta di via Fabio Severo. Si continua a salire lungo il ciglione carsico. Ed ecco ora, dopo il casello 119, il grande viadotto di Guardiella, lungo 165 metri, in salita del 23 per 1000. Siamo ora nell'insellatura fra il Ciglione e il Monte Valerio sulla nostra sinistra. Si passa sotto il ponte del Clivio Artemisio. Davanti a noi il Colle di Colonia. Ci passiamo sotto ora con il tunnel di Colonia di 696,19 metri. Abbiamo qui 2 tunnel in stretta successione. La piccola valletta del Rio dei Molini fra i 2 tunnel è bellissima, sembra di essere in alta montagna e non a 1 chilometro dalle case della città. Appena fuori del tunnel abbiamo subito il piccolo ponte sul Rio dei Molini di 3 metri, poi il casello 118 e il tunnel di Pischianze. Il tunnel di Pischianze prende il nome da un paese vicino, Piscianzi, che in sloveno significa polli. L'italianizzazione attuale del nome è orribile, Piscianci. Il tunnel è lungo 486,20 metri. Subito fuori il piccolo ponte sul Rio Roiano di 3 metri.
Si continua a salire lungo il Ciglione. 50 metri più in basso sulla nostra sinistra vi sono le case di Piscianzi, paesino parte alta di Roiano. 100 metri sopra di noi corre il tram di Opicina. La pendenza oscilla sempre fra il 23 e il 27 per 1000. Si passa sotto il ponte della Scala Santa. Ed ecco ora il viadotto sul Rio Carbonara di 108,60 metri. Siamo qui in linea d'aria a soli 3 km dalla stazione di Campo Marzio. Qui a questo casello vi era un tempo un posto di blocco. Poi si passa sotto il ponte della via Bonomea. Siamo ora alti sopra Barcola. A sinistra, 275 metri più in basso, si vede il viadotto di Barcola della ferrovia meridionale. Siamo ormai praticamente alla fine della salita lungo il Ciglione, dobbiamo passare sull'altipiano carsico. Il passaggio si fa in galleria. Ed ecco il tunnel di Opcine o Picina lungo 1053,55 metri, prima in curva e poi rettilineo. Quando si scavò il tunnel si trovò una grotta. L'apertura si trova sulla destra, fra la settima e l'ottava nicchia, al chilometro 13 più 755 attuale, 191 più 785 del chilometraggio austriaco. Ecco il punto dove la ferrovia attraversa la grotta con il tratto artificiale. In fondo ci è apparsa la luce del segnale di avviso di Villa Opicina. Il segnale mostra luce verde, avviso di via libera. Visione al buio del banco di comando. Siamo alla fine del tunnel, anche qui nel 1922 venne costruito l'impianto ad aerazione, però la lunghezza non è mutata. Ed ora in questo trincerone abbiamo la massima pendenza della ferrovia di Wohein-Boching, 27,31 per 1000. Le tavole di orientamento ci annunciano il segnale di protezione di Opicina. E poi la rampa finisce al chilometro 14,774, vecchio chilometraggio 190,654. Ed ecco il segnale di protezione giallo, via libera con avviso di via impedita. Sulla sinistra i binari dell'attuale ferrovia meridionale, deviata nel 1963 dal vecchio tracciato. Entriamo così in stazione di Villa Opicina sul tracciato corretto. Il treno straordinario 83305 termina così la propria corsa.
Vediamo sulla destra gli antichi edifici di abitazione. Poi la vecchia stazione, oggi delegazione slovena, e poi la nuova stazione del 1963. Credo dovrebbe arrivare. Sta arrivando. Non so, sta arrivando. Ed ora un tocco insolito. Andiamo a vedere la linea interrotta fra Villa Officina e il confine di Stato. Partenza dal primo binario della stazione di Villa Officina. Siamo a bordo di un carrello del servizio impianti elettrici, i mezzi usati per ispezionare le linee. Il nostro movimento è ora comandato dai segnali bassi, perché i movimenti dei carrelli non prevedono l'intervento dei segnali principali. Vediamo ora qui sulla sinistra un segnale basso con le due luci bianche verticali che ci autorizza ad avanzare. Noi ora non siamo né treno né manovra. Stiamo facendo un'ispezione alla linea con uno dei mezzi adatti a questo scopo. Ecco ora le deviate d'uscita della stazione di Villa Officina e il segnale di partenza rosso. Poi si attraversano i binari di corsa della ferrovia meridionale. E poi inizia il tratto interrotto della ferrovia di Wochein. A dire il vero, la vera ferrovia di Wochein originale è il binario sulla nostra sinistra, quel binario più scuro a causa delle continue manovre, mentre quella che noi vediamo adesso è la deviazione del 1963. Si passa sopra la strada di Monrupino con un ponte di 7 metri. E poi abbiamo il passaggio sopra l'antico tracciato della ferrovia meridionale Vienna-Trieste con un ponte di 15,50 metri, ma il ponte originario è quello a sinistra. Ecco il nuovo ponte, realizzato nel 1963, con questa deviazione della linea. La vecchia linea continua qui a sinistra come un'asta di manovra, finisce qui anche la linea aerea. E poi qua si riprende il tracciato originario della ferrovia di Wochein-Bochum. Ecco ora il segnale di protezione rovescio di Villa Officina. Poi arriviamo al punto, chilometro 17 attuale, dove durante la prima guerra mondiale si innestava il raccordo militare che proveniva dalla ferrovia meridionale. Qui ora da destra proveniva il binario che poi finiva in un tronchino e vi era qui la comunicazione di scambi. Il tronchino finiva a destra contro la roccia, poco prima del ponte. La linea comincia ora a salire nel Carso. La pendenza qui è del 10 per 1000. Questo tratto di linea è oggi praticamente chiuso all'esercizio, però non ufficialmente. In pratica le ferrovie prima jugoslave e poi slovene hanno deviato i treni su Sesana per questioni di facilità del controllo di frontiera.
e per questo tratto di linea è andato in disuso. Ma ufficialmente abbiamo sempre 2 treni in orario che non passano mai. Il tratto poi, come vedremo oggi, è impraticabile. Non è escluso però che in un futuro possa venire riaperto. La ferrovia è inutilizzata in questo tratto, ma comunque è sempre perfettamente efficiente. In fondo si vede le case di Zou, in italiano Zolla, frazione di Monrupino. In questo tratto carsico interrotto si ha il punto culminante della ferrovia di Wohain-Bochum nel tratto fra Gorizia e Trieste. Stiamo per arrivare a questo culmine, mentre intanto vediamo il segnale d'avviso rovescio di Villa Officina. Ed ecco il culmine carsico della ferrovia di Wohain-Bochum, 322 metri sul mare. A sinistra il palo del segnale d'avviso abbandonato di Monrupino. Si passa sotto il ponte della strada di Fernetti ed ora si comincia a scendere al 7 per 1000 e si entra in un trincerone. Questo trincerone è umido e quindi la vegetazione cresce rigogliosa. Qui proprio si ha già l'aspetto della ferrovia abbandonata. Ed ecco il tunnel di Repentabor Monrupino, lungo 600,32 metri. Usciti dal tunnel ci avviciniamo al confine di Stato del 1947, prima con la Jugoslavia ed ora con la Slovenia, chilometro 186,093 da St. Veit an der Glan, 125,335 da Jesenice, 2,501 dal nuovo bivio di Kreplie e 19,457 dallo zero di Campo Marzio. Non possiamo ovviamente oltrepassare il confine perché non siamo autorizzati a farlo e comunque non possiamo passarlo perché la linea è interrotta. Infatti questo tratto di binario non usato è oggi impiegato dalle ferrovie slovene per depositare carri merci
che dovranno venire successivamente riconsegnati alla Serbia nella divisione del patrimonio delle ex ferrovie jugoslave. Ecco il confine di Stato e vediamo la linea ingombra di carri merci. A sinistra vediamo il cippo che indica il confine. Ecco i carri bloccati sulla linea ed ecco il cippo di confine. Generazione che guidava anche la macchina a vapore perché non queste qua e si portava dalla Polonia. Il carrello dell'IE è usato per l'escursione. Si riparte, torniamo indietro. Vediamo in alto il celebre santuario di Monrupino. Siamo in salita del 7 per 1000. Ed ecco apparire il tunnel di Repentabor Monrupino, lungo 600,32 metri. Fra i tunnel lunghi oltre i 500 metri, questo tunnel è l'unico assieme al tunnel di Vintgar presso Bled ad essere perfettamente rettilineo. Si sbocca dal tunnel nella trincea piena di vegetazione. Il ponte della strada di Fernetti ed ecco il punto culminante del tratto Gorizia-Trieste della ferrovia di Wochain-Bochum, 322 metri sul mare. Ci avviciniamo ora al segnale d'avviso di Villa Opicina. Le tavole di orientamento le vediamo a sinistra. Hanno però le strisce inclinate perché in questo caso si segue il regolamento sloveno ex jugoslavo. Il segnale comunque di tipo FS mostra luce gialla fissa, avviso di via impedita.
Può sembrare strano che su una linea interrotta la circolazione i segnali siano accesi, ma a parte il fatto che la linea non è interrotta ufficialmente, comunque per questioni di impianto, dei relè, delle luci, del controllo e di tutta una serie di problemi connessi con l'apparato della stazione, i segnali non possono venire spenti con facilità. Per disattivarli bisogna disattivare praticamente tutto l'impianto, fare delle modifiche e allora, anche se la linea in pratica non ha circolazione, comunque i segnali sono sempre accesi. Siamo ora in discesa del 10 per 1000. Una piccola trincea e qui sulla destra anche vi è una grotta. Nella parete rocciosa vi è una piccolissima apertura. Ed ecco il piccolo ponte sopra di noi. E poi siamo all'antico chilometro 188-430, oggi 17,120, dove durante la prima guerra mondiale si allontanava verso sinistra il raccordo militare con la ferrovia meridionale. Intanto tavole di orientamento con le strisce orizzontali, ecco qui il punto dove se ne andava il raccordo. Queste tavole ci annunciano il segnale di protezione, strisce orizzontali come da regolamento sloveno. Il segnale di protezione è rosso. Ed ecco l'asta di manovra della stazione di Villa Opicina. Ricomincia la linea aerea. Ed ecco il punto dove la linea è stata deviata nel 1963, chilometro 188-636, attuale 16-923. Ora siamo sul nuovo tracciato, il nuovo ponte di 15-50 metri, accanto il vecchio ponte, quella che adesso è l'asta di manovra, era la ferrovia originale di Wohein-Bochum. Siamo così ritornati alla stazione di Villa Opicina. Ora il carrello dovrebbe, secondo i regolamenti, fermarsi e telefonare all'ufficio movimento, ma in realtà l'ufficio movimento ci ha già visto e ha aperto i segnali bassi per la manovra per farci entrare. Vediamo sulla sinistra gli attuali binari della ferrovia meridionale, della linea da Vienna e Lubiana. Si passa poi sopra la strada di Maurupino con questo ponte di 8 metri. Ed ecco il segnale basso con le due luci bianco orizzontali che ci autorizza ad avanzare. Siamo sul binario di corsa dell'attuale ferrovia di Wohein-Bochum, che come si vede si innesta nella stazione di Villa Opicina sul quinto binario, mentre invece da Campomarzio si innesta sul secondo binario. Perciò oggi la ferrovia è una deviazione nella stazione di Opicina rispetto alla linea principale, che è la Lubiana-Trieste. E termina così in stazione di Villa Opicina questa interessante escursione sul tratto interrotto della ferrovia di Wohein-Bochum, realizzata con un carrello di controllo della linea del servizio impianti elettrici. Naturalmente queste escursioni non sono possibili quotidianamente. Nel nostro caso dobbiamo ringraziare la cortesia del capostazione titolare di Villa Opicina e al tempo stesso capo del settore che controlla la ferrovia di Wohein-Bochum dal confine a Campomarzio, il capostazione sovrintendente Carlo Ferletti. La nostra escursione finisce ora così, al marciapiede del quinto binario. Vediamo a sinistra in alto spuntare sopra i carri
l'edificio dell'antica stazione di Opicina, oggi sede della delegazione slovena. Ora scendiamo da Villa Opicina a Trieste attraverso la vecchia ferrovia meridionale, la ferrovia dell'Arciduca Giovanni di Carlo Ghega, attraverso Prosecco Aurisina, il bivio d'Aurisina, Santa Croce, Grignano e Miramare. Però questa volta non raggiungiamo Trieste centrale, ma allo scambio di Varcola prendiamo il tunnel di circonvallazione, poi allo scambio San Giacomo il raccordo per lo scambio cantieri e attraverso la linea alta arriviamo così a Trieste Servola. Il treno merci 63390 trainato dalla locomotiva E645-047 è pronto a partire da Villa Opicina per Servola. I carri sono diretti alla ferriera di Servola. Il segnale di partenza si è disposto a via libera. L'indicatore di direzione con il numero 2, direzione Bivio Aurisina. Siamo in leggero anticipo sull'orario. Anche qualche minutino. Il treno comunque si avvia. Naturalmente da regolamento l'ordine di partenza dovrebbe venire dato dal dirigente movimento con la paletta di comando, ma nella pratica si fa così. Il segnale a via libera è un annuncio all'altoparlante. Vi sono diversi segnali di partenza a Opicina, ne vediamo qui ben 3. E questo segnale qui non ha il triangolo della velocità 30 sugli scambi, ma naturalmente bisogna tenere questa velocità per le deviate. Vediamo l'indicatore di direzione numero 2. Vediamo anche sulla destra un binario che si allontana in curva. È quello il raccordo semicircolare, l'antico raccordo fra le stazioni di Opicina Stato e Opicina Sidban. Poi Poggioreale del Carso e Poggioreale Campagna. Oggi, con la chiusura di Campagna dopo la variazione del 1963, serve solo per manovre. Percorrendo le deviate, il treno si innesta ora sui binari di corsa della ferrovia meridionale. A sinistra vediamo invece il binario di corsa della ferrovia di Wohein-Bochum. Quella è una bella linea, eh? Sì. Ah, lì va il ramico. Siete mai passati? Sì, sì. Inizia subito la discesa al 14 per 1000. Il treno deve tenere la velocità 30 fino a quando l'ultimo vagone ha lasciato lo scambio estremo. La linea di Bochum si allontana sulla sinistra. Noi siamo ora nel trincerone fra le case di Opicina. Quei segni bianchi che vediamo sui pali della trazione elettrica e che abbiamo già visto altre volte durante il nostro giro indicano che il filo di contatto si trova alla distanza dal piano del ferro della rotaia di poco inferiore a quella regolamentare dei 5 metri, e questo a causa di questi ponti. In altri casi invece a causa di una galleria. Il treno ora può aumentare la velocità. Fino a Prosecco la velocità in questo tratto per i treni merci è 95, ma noi per il tipo di carri non dobbiamo mai superare gli 80 km/h.
il ponte sotto la strada che congiunge Opicina con Prosecco. Siamo ora quasi al punto dove il nuovo tracciato del 1963 si ricongiunge al vecchio tracciato. Ecco intanto le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Prosecco. Giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita. Ed ecco il punto dove ora siamo nuovamente sul vecchio tracciato di Carlo Ghega. Quando il segnale è giallo lampeggiante significa che davanti a noi vi è un segnale giallo che ci dà l'avviso di via impedita, oppure un segnale che ci dà un avviso di velocità ridotta che però si trova a una distanza di frenatura inferiore rispetto al successivo segnale dove bisogna fermarsi o procedere a velocità ridotta. Ecco ora il ponte sopra la strada di Borgo Grotta Gigante. Ed ecco in fondo il segnale di protezione di Prosecco, giallo, via libera con avviso di via impedita. E la distanza fra il giallo e il rosso successivo è minore di 1200 metri, però superiore a 700. Questo è il significato del giallo lampeggiante. Siamo in anticipo e Prosecco ci ferma. Qui a questa curva la velocità di linea scende ora per il nostro treno a 75 km/h. Ed ecco la stazione merci di Prosecco, un tempo importantissimo scalo del bestiame, ed oggi invece decaduta. In fondo il segnale di partenza è rosso. Come ho detto, il nostro treno si è mosso in anticipo. Certo, non ha senso mandar via treni in anticipo se poi comunque le stazioni lungo il percorso li fermano, è sempre un consumo inutile di freni. Il piccolo marciapiede di servizio Prosecco non faceva servizio viaggiatori. Il segnale di partenza è sempre rosso, ma come il nostro treno si ferma, si dispone al verde. Ancora una volta in anticipo. In questo tratto di linea, come anche sulla rampa fra Campomarzio e Opicina, è in vigore il regime del blocco elettrico manuale. Invece in tutte le altre linee del nostro giro vi è il blocco automatico. Ecco il segnale verde, sempre in anticipo. Comunque si riprende la corsa. Sentiamo il rumore degli scatti del reostato. La locomotiva E645 è una potente macchina per treni merci nata all'inizio degli anni 60 insieme al 646 che invece era destinato ai treni espressi. Sono oggi macchine superate dalla nuova elettronica ma comunque sempre valide. Si riprende la marcia. E in fondo si vede alla fine del piazzale di Prosecco come la linea ritorna nuovamente a scendere, questa volta in pendenza dell'11 per 1000. Va bene.
Come si è già detto quando siamo saliti da Trieste a Officina, la ferrovia dell'Arciduca Giovanni, la Erzherzog Johann Bahn, è in funzione dal 1857, ma poiché andava verso il sud e la proprietà venne rilevata dalla compagnia privata denominata perciò Südbahn, divenne per tutti la linea del sud, la ferrovia meridionale, e il nome dell'arciduca è stato messo da parte. Si tratta però sempre del vero nome ufficiale di questa linea, la linea Vienna, Graz, Maribor, Lubiana, Trieste, 577 chilometri. Sente il rumore della frenatura. La pendenza in questo tratto è sempre costante attorno all'11 per 1000 e poiché la macchina non è del nuovo tipo elettronico, bisogna continuamente regolare la velocità con opportune frenature. Ecco il ponte della strada Prosecco-Sgonito. Ed ecco il rudere dell'abbandonato posto di blocco numero 3, che un tempo faceva da posto di blocco intermedio e anche controllava qui un passaggio a livello. Posto soppresso perché poi divenuto inutile per l'attuale traffico. La linea in questa curva si avvicina all'autostrada. Il posto di guida del 645. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale di avviso di Aurisina. Il segnale luce gialla, avviso di via impedita. È inutile farsi in prima se poi si fa da locale. Ora bisogna frenare decisamente perché il segnale di protezione di Aurisina bisogna aspettarsi il rosso. E in più siamo in discesa. La linea inoltre è tortuosa e il segnale non si vede bene da lontano.
Ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione. Quando appare il segnale è rosso. Siamo in anticipo e nuovamente la stazione ci ferma. Questa volta però, a differenza di Prosecco che ci ha fermato in stazione, ci ferma fuori. Segnale giallo, via libera, avviso di via impedita. Segnale verde, via libera, avviso di via libera. La stazione ha preparato il transito. Si riprende così la marcia. La stazione di Nabresina ai tempi della costruzione della linea era importantissima. Qui si diramava la linea verso Monfalcone e Cormons. Era la stazione delle coincidenze. Perciò aveva un enorme fabbricato e anche la tettoia in ferro. Oggi è una nobile decaduta ed è divenuta una stazioncina di campagna. Si entra ora in stazione e si passa il passaggio a livello della strada che porta da Aurisina al valico verso Comeno. Ed ecco in fondo il monumentale e grandioso fabbricato dell'antica Nabresina, oggi Aurisina. In questa stazione vi era persino un appartamento destinato ad un eventuale soggiorno dell'imperatore. Il segnale di partenza in fondo, giallo-verde lampeggiante. Via libera e avviso di via libera a 60 km/h. Vediamo i binari di salvamento a destra e a sinistra. Gli scambi, quando un treno non transita, sono sempre girati per questi binari, per via di eventuali fughe di carri. Il segnale è accoppiato con l'avviso del segnale che protegge il bivio viadotto, sul quale abbiamo la riduzione di velocità a 60 km/h. Ed ecco il grandioso viadotto di Nabresina, oggi viadotto di Aurisina, lungo 417 metri. Alla sua inaugurazione intervenne l'arciduca Massimiliano, il costruttore del castello di Miramare e poi sfortunato imperatore del Messico. Alla fine del viadotto il bivio viadotto, a sinistra verso Trieste, a destra verso Monfalcone. Verso Trieste abbiamo la velocità 60, verso bivio Aurisina Monfalcone velocità 30, quindi due deviate. Perciò il segnale di vecchio tipo a candeliere è munito di due luci, una per la sinistra e una per la destra, alla medesima altezza, quindi luci basse, riduzione di velocità. Vediamo la luce verde a sinistra, via libera con avviso di via libera, e la luce rossa a destra. Ed ecco il bivio viadotto. Sulla destra si allontana la linea per la stazione di bivio Aurisina.
Noi ora percorriamo questo trincerone. Questo binario è considerato binario di stazione, anche se la stazione non ci vede altro che sul quadro luminoso. Alla fine del trincerone, sulla via Trieste si innesta la linea proveniente un tempo da Cormons-Monfalcone e oggi invece la linea principale proveniente da Venezia. E questo l'antico bivio tunnel, oggi bivio galleria. E qui finisce ufficialmente la linea Mestre bivio galleria. E siamo ora sempre in discesa dell'11 per 1000 sulla costiera di Trieste. La velocità in questo tratto di linea per il rango A è di 85 km all'ora, noi però non superiamo mai gli 80. Siamo ora all'altezza dell'antico portale della centrale dell'acquedotto, qui sulla sinistra. Poi le tavole di orientamento ci annunciano il segnale di blocco automatico 32, verde, via libera con avviso di via libera. Questi segnali di blocco automatico sono tutti contrassegnati dalla lettera P, cioè sono permissivi. Se il segnale è rosso per un guasto, il treno può superarli con la marcia a vista. E qui vi era il passaggio a livello del chilometro 12, oggi sostituito da questo ponte, la strada che collega Santa Croce con la strada costiera. Ed ecco il marciapiede della fermata di Santa Croce, oggi non più in servizio. Il fabbricato si trova qui in alto sulla sinistra. Poi vi è il piccolo viadotto di Santa Croce di 37 metri. E le tavole di orientamento ci annunciano il segnale di blocco automatico 33, verde via libera con avviso di via libera. Le tavole hanno la riga gialla centrale, perciò questo segnale è anche l'avviso della stazione di Grignano. E questo è un punto molto panoramico, si vede anche in fondo il castello di Miramare. I nuovi segnali ancora in montaggio e poi il segnale di protezione di Grignano, verde, via libera con avviso di via libera. Ora vi è il viadotto sul fosso Draga di 37,75 metri e poi comincia il piazzale della stazione di Grignano. In fondo il segnale di partenza verde ci dà via libera con avviso di via libera.
Si passa il viadotto sul Fosso Grignano di 42,50 metri. Poi vi è il viadotto sul Fosso Mascovin di 45,60 metri. E dopo la curva ecco la fermata di Miramare, costruita ai tempi dell'Arciduca Massimiliano per il servizio del castello. Le tavole di orientamento ci annunciano il blocco automatico che con la luce verde ci dà via libera con avviso di via libera, mentre si passa il viadotto sul fosso Lukavitz di 45,60 metri. Abbiamo passato il blocco automatico 35. I numeri dei posti di blocco sono qui contati dalla stazione di Mestre, mentre invece il chilometraggio di questo tratto di linea ha oggi lo 0 a Trieste Centrale in direzione di Villa Opicina. Una zona franosa, vediamo i muraglioni che hanno risolto il problema. Tavole di orientamento del segnale di blocco automatico 36. Luce verde, via libera con avviso di via libera. Si incrocia il diretto Trieste-Udine. Poi si passa il viadotto sulla Campagna Conti lungo 67,50 metri. Mentre ci avviciniamo al punto dove la velocità di linea scende a 60 km/h. Ed ecco ora il blocco automatico 36 che fa anche da avviso a Trieste Centrale, verde, via libera con avviso di via libera, e qui la velocità di linea è 60 ed ora abbiamo i segnali anche sul binario di destra perché la linea diventa banalizzata. Subito dopo vi è il viadotto sul fosso Starz di 52,85 metri. Poi vi è il viadotto sul fosso Giuliani di 54,99 metri. E dopo la curva ci appare ora il grande viadotto di Barcola di 189,60 metri. Le tavole di orientamento ci annunciano il segnale di protezione esterno di Trieste Centrale, verde, via libera con avviso di via libera e indicatore di direzione numero 1, direzione galleria di circonvallazione. Poi vi è il tunnel di Barcola di 75 metri. Agli scambi estremi Barcola abbandoniamo la linea Trieste-Villa Opicina ed inizia la linea di circonvallazione. Entriamo nel tunnel della circonvallazione,
lungo 5.615 metri. La pendenza nel tunnel si attenua al 6/1000. Qui vi è un triangolo e vi è la linea a semplice binario che attraverso una galleria di raccordo proviene direttamente da Trieste Centrale. Ed ecco il camerone degli scambi di innesto, il gruppo scambi Roiano. La galleria ora curva verso destra. Siamo sotto Roiano. Incrocio con un treno merci partito da poco da Campomarzio, mentre si è apparso il segnale del blocco automatico 2, verde via libera con avviso di via libera. Subito dopo il segnale vi è qui a sinistra l'uscita che porta in via Moreri. Siamo ora sul rettilineo centrale della galleria. Quel rettilineo dove, come si è già detto, è stato commesso un errore costruttivo, per cui le due metà si sono congiunte sfasate e perciò il binario è costretto a percorrere una piccola ma evidente S. Terminato il rettilineo, la galleria piega nuovamente verso destra. Tavole di orientamento con riga gialla. Il segnale del blocco automatico 4. Verde via libera con avviso di via libera. La riga gialla in mezzo alle tavole di orientamento ci ricorda che questo segnale è accoppiato con l'avviso di Campomarzio. Noi ora andiamo sul raccordo verso Servola e su questo raccordo la velocità è 60. Perciò i segnali dovrebbero mostrare velocità 60. Ma secondo una moderna teoria del segnalamento, quando la velocità di linea è indicata sull'orario di servizio, i segnali non mostrano più la velocità, ma mostrano soltanto una generica via libera. Se dal punto di vista regolamentare è tutto indiscutibile, tuttavia un segnalamento anche di velocità potrebbe essere un aiuto per il macchinista. La galleria piega ancora, dopo il secondo rettilineo, verso il terzo rettilineo, quello in fondo al quale vi è l'uscita. Ed ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione esterno della stazione di Campomarzio. Il segnale mostra luce verde, via libera con avviso di via libera. E sotto vi è l'indicatore di direzione con il numero 1, direzione
verso sinistra, verso Servola. Siamo così arrivati all'ultimo rettilineo e al gruppo scambi di San Giacomo, il camerone degli scambi San Giacomo. Ecco il rettilineo, in fondo vi è l'uscita. Ed ora al gruppo scambi San Giacomo abbandoniamo il tunnel principale ed entriamo nella galleria del raccordo lunga 690 metri a binario unico. Per un momento ci appare il segnale che protegge lo scambio cantieri, che poi per uno scherzo del tracciato sparisce e poi riappare nuovamente. Il segnale, preceduto dalle tavole di orientamento, protegge lo scambio estremo cantieri. Qui siamo praticamente in un binario di corsa in stazione di Campomarzio, anche se ovviamente non vediamo la stazione e la stazione ci vede solo sul quadro luminoso. La luce verde ci dà via libera con avviso di via libera. Si esce dalla galleria del raccordo e con un viadotto di 65 metri si supera via Dalviano. Ed ecco lo scambio estremo cantieri, dove questo raccordo si innesta sulla linea alta di Campomarzio. Vi è qui un viadotto, siamo innestati sul viadotto e poi subito il ponte di 42 metri sulla strada in entrata dello scalo Legnami. Poi vi è un altro viadotto di 73 metri, mentre vediamo in basso la stazione dello scalo Legnami. Si gira intorno alla casa dell'emigrante e poi vi è un altro viadotto di 210 metri. Mentre vediamo la linea bassa che comincia a salire per portarsi alla stessa quota. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione di Servola. Luce gialla, via libera con avviso di via impedita. I due binari si portano ora alla stessa quota, nel tunnel di Servola di 212 metri. Ed ecco il piazzale della stazione di Servola, accanto alla famosa ferriera. La locomotiva diesel di manovra ci attende per poi manovrare i carri verso la ferriera. Il treno merci 63390 termina così la propria corsa, il proprio viaggio da Villa Opicina a Trieste Servola. Ci si ferma davanti al fabbricato della stazione per far salire il manovratore. Poi il treno avanza ancora per ricoverare completamente i carri entro la traversa limite dello scambio del binario. La macchina del nostro treno ritorna ora da Servola a Campomarzio isolata. Campomarzio smistamento. Ecco, qui vediamo il segnale che mostra giallo, via libera con avviso di fermata. Ma poi, mentre il treno si avvia, passa al giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita. In questo caso abbiamo la via libera, l'avviso di via libera, poi nuovamente la via libera sul segnale successivo, che però è a distanza ridotta, meno di 1200 metri dal rosso. Ora entriamo nella galleria di Servola di 212 metri. Non è il doppio binario, ma due linee affiancate.
Usciti dalla galleria, la linea bassa, subito in discesa del 25 per 1000, scende verso lo scalo Legnami, mentre la linea alta orizzontale comincia a percorrere il rilevato lungo 1556 metri, formato da un insieme di rilevati, di ponti e di viadotti. Ecco la linea bassa che ormai è quasi arrivata alla quota dello scalo Legnami. La linea alta invece ora inizia il viadotto di Servola lungo 313 metri. Passiamo sotto la superstrada e cominciamo la curva intorno alla grande casa dell'Emigrante. La casa dell'Emigrante è questo grande edificio, si chiama così perché nei primi anni del secolo, quando le navi partivano per l'America, qui venivano alloggiati gli emigranti di passaggio per Trieste. Eccoci ora sopra lo scalo Legnami, di cui vediamo la stazioncina a sinistra. Inizia qui il viadotto Dalviano II di 73 metri, mentre il segnale annunciato dalle tavole mostra luce gialla, via libera con avviso di fermata e l'indicatore numero 1, direzione Campomarzio. Subito dopo abbiamo il ponte dello scalo Legnami di 42 metri. Giungiamo così al viadotto Dalviano I di 397 metri e allo scambio estremo Cantieri. A destra si allontana la linea dalla quale siamo arrivati prima e che tramite la galleria del raccordo di 690 metri si innesta nella galleria di circonvallazione. Siamo alti sopra la via Dalviano, mentre a sinistra in basso vediamo sempre la linea bassa. Ci avviciniamo ora ai due ponti di San Marco II e San Marco I, entrambi di 42 metri. Le tavole ora ci annunciano il segnale di protezione e il treno frena perché il segnale è rosso, mentre a sinistra la linea bassa in salita del 25 per 1000 ritorna in quota. Il segnale è rosso e il locomotore si arresta. Subito dopo diventa rosso-giallo, via libera a 30 con avviso di fermata. Si riprende così la corsa. In fondo vediamo passare un treno merci in partenza sulla linea di circonvallazione. Questo treno, uscendo dallo scalo, intersecava il nostro itinerario e questo è il motivo per cui il segnale era rosso. Ora la linea alta e la linea bassa si congiungono assieme e poi allo scambio estremo San Marco si congiungono alla linea di circonvallazione. Entriamo così nuovamente nella galleria dei Campi Elisi di metri 348. Usciamo dalla galleria nuovamente nel grande trincerone dei Campi Elisi. A destra vediamo la rampa discendente della linea transalpina da Villa Opicina al 25 per 1000. Qui passava anche la linea che scendeva da Erpelle.
Passiamo nuovamente sotto il ponte della ferrovia cremaliera abbandonata della vecchia fabbrica macchine e poi sotto il ponte che porta al Molo Settima e alla superstrada ed entriamo a Campo Marzio Smistamento. Ci dirigiamo ora verso il binario che si trova sotto il muraglione del passeggio Sant'Andrea, il binario 1C. Questo binario è destinato al ricovero dei locomotori isolati, come nel nostro caso, oppure al passaggio dei treni viaggiatori, treni ovviamente prenotati appositamente che raggiungono Trieste Campo Marzio, cioè la stazione ex viaggiatori. Se ne può venire a prendere. Rosso, giallo, verde, o come scherzosamente dicono i macchinisti, l'albero di Natale. Il segnale significa, in questo caso, velocità 30 e avviso nuovamente di velocità 30. Il treno sta scendendo dalla linea Transalpina, qui vi era lo scambio di comunicazione con la linea di Erpelle, ed entra nella stazione di Campo Marzio Smistamento, andando subito direttamente sul binario 1C. Questa ripresa che noi vediamo è la parte finale, l'arrivo di una locomotiva scesa da Villa Opicina a Campo Marzio durante le riprese del film Transalpina Saga. Siamo ora nuovamente sotto il passeggio Sant'Andrea. Qui un tempo, dall'entrata della stazione fino alla stazione terminale, vi era doppio binario e accanto, fino al 1937, vi era ancora il binario a scartamento ridotto della linea Parenzana. Con l'attivazione del nuovo apparato ACEI è stato attivato questo binario unico, mentre vicino si sono affiancati dei binari secondari. Eccoci ora all'altezza dello smistamento, che come si vede è staccato dalla strada, dal muro della strada con questo ponte. Qui vi si trovava un tempo la vecchia stazione di Trieste Sant'Andrea. Ecco ora il segnale interno, rosso-giallo, velocità 30 e avviso di fermata. Demolita la vecchia stazione, venne costruita la nuova di Campo Marzio Smistamento, separata dalla strada, la vecchia invece era attaccata al monte, e poi più avanti, 799 metri più avanti, la nuova stazione di Trieste Campo Marzio. Per non cambiare i cippi chilometrici, questo tratto aveva i metri in decrescere. Al paraurti meno 799 metri. Ecco apparire la monumentale stazione di Trieste Campo Marzio, il capolinea della Transalpina, dell'itinerario che veniva dalla Boemia. Oggi chiusa, disabilitata da ogni servizio e ridotta a museo. Soltanto il binario dove stiamo arrivando è elettrificato e serve per gli arrivi e le partenze dei treni speciali. Un triste destino per questa grande stazione. Poi successivamente, dopo il 1918, i cippi vennero mutati e ora lo zero si trova qui, al paraurti. Ecco l'arrivo della nostra locomotiva a Trieste Campo Marzio, vista da un'altra inquadratura. Ecco la grande stazione di Trieste Campo Marzio, il capolinea meridionale della ferrovia transalpina, della grande relazione attraverso le Alpi fra Zesche, Budejovicz, Budweis e Trieste, attraverso i Tauri, le Caravanche e le Alpi Giulie.
La stazione è nel più perfetto stile delle ferrovie imperiali austro-ungariche. Il grande portale dal quale il pubblico accedeva alla stazione. Su questo portale esiste un'allegoria, la ruota alata che rappresenta la ferrovia. A sinistra lo stemma di Vienna e a destra lo stemma di Trieste. L'allegoria significa appunto che la ferrovia congiunge Vienna con Trieste. Oggi da questa porta, che a quei tempi era la porta per partire verso l'Europa centrale, si entra soltanto in un museo. Da Trieste Campo Marzio ora la locomotiva isolata, finite le riprese del film, ritorna al deposito a Trieste Centrale. Questo viaggio, che si svolge naturalmente nuovamente attraverso la galleria di circonvallazione, è un viaggio unico nel suo genere. Infatti nessun treno normalmente, nemmeno i treni di agenzia o speciali che percorrono queste linee, nessun treno viaggia dalla stazione di Trieste Campo Marzio alla stazione di Trieste Centrale. Tutti infatti seguono altri itinerari. Ecco la nostra locomotiva ora come straordinario 84447 che parte da Trieste Campo Marzio per dirigersi a Trieste Centrale. In fondo il segnale di partenza, anche in questo caso unico per tutti i binari, mostra luce gialla-verde. In questo caso significa via libera a 30 e avviso di via libera a 30. Sotto il segnale dovrebbe esserci il triangolo della velocità, però manca. La locomotiva percorre ora la grande curva e si avvia al trincerone fra il fabbricato dello smistamento e il passeggio Sant'Andrea, dove un tempo qui vi era il doppio binario fino agli scambi estremi e sull'estrema destra il binario a scartamento ridotto della Parenzana fino all'anno 1937. Ci avviciniamo ora al secondo segnale di partenza di Trieste Campo Marzio. Il segnale mostra luce rossa-verde, via libera a 30 e avviso di via libera. L'indicatore di direzione mostra il numero 2, direzione verso la galleria di circonvallazione. Procedendo dritti si va di nuovo a Villa Opicina sull'itinerario transalpino. Noi invece ci dirigiamo verso la cabina Acei che vediamo a destra
e poi verso il Trincerone dei Campi Elisi e la Galleria dei Campi Elisi. Ecco la rampa della Transalpina che si innalza mentre noi entriamo nel Trincerone. Eccoci ora entrare nella Galleria dei Campi Elisi di 348 metri. All'uscita della galleria sulla destra, agli scambi San Marco, la linea alta e la linea bassa si dirigono verso Servole, mentre il nostro treno prende la massima velocità. Sotto il muraglione del PAM entriamo ora nella grande galleria di circonvallazione di 5.615 metri. Nella galleria vi è un fumo insolito, come una nebbia, per questo motivo non si vede subito il terzo segnale di partenza di Campo Marzio annunciato dalle sue tavole. Eccolo che con la luce verde ci dà via libera sugli scambi San Giacomo e avviso di via libera. Siamo ora agli scambi San Giacomo, dove da destra si inserisce il triangolo proveniente da Servole. La galleria ora comincia a curvare verso sinistra, è finito il primo rettilineo. Arriviamo così al secondo rettilineo e al blocco automatico BA4 che con la luce verde ci dà via libera con avviso di via libera. Subito dopo queste prossime luci vedremo a sinistra le due aperture illuminate dalle quali è possibile uscire in via Giulia in piazza Volontari Giuliani. Ora la galleria piega nuovamente verso sinistra e ci avviamo così al terzo rettilineo, il più lungo di tutti. Le tavole di orientamento con la banda gialla ora ci avviseranno l'arrivo del prossimo segnale. In questo caso ciò significa, per via della banda gialla, che questo segnale è un segnale anche di avviso. Ecco le tavole con la banda gialla ed ecco il segnale. Luce gialla-verde lampeggiante. In questo caso via libera e avviso di via libera a 60 km/h. Siamo ora sul lungo rettilineo. In fondo si vede una luce rossa, causa la cinepresa si vede male, ma in realtà si vede già da qui. Quando sono stati montati i segnali è stato commesso praticamente un errore. La luce rossa che si vede in fondo e che può trarre in inganno è la luce del binario di destra. La luce del nostro binario invece del segnale si vede soltanto all'ultimo momento. Sarebbe bastato montare il segnale una ventina di metri prima e il segnale poteva essere visibile da tutto il rettilineo. Ecco che la luce rossa comincia a farsi sempre più distinta mentre il nostro segnale non si vede ancora. Il segnale che ora vedremo fra poco è il segnale di protezione esterno di Trieste Centrale. Ecco le tavole e quando ci appare esso mostra luce rossa-gialla. In questo caso via libera 60 e avviso di via impedita. Sotto vi è l'indicatore di direzione con il numero
1, direzione di Trieste Centrale. Il treno ora scende a 60 per impegnare gli scambi di Roiano. Eccoci arrivare nel grande camerone dove vi sono gli scambi Roiano, e qui abbandoniamo ora la galleria principale ed entriamo nella galleria del raccordo lunga 480 metri che in pendenza del 14 per 1000 ci porta verso Trieste Centrale. Qui ora possiamo vedere cosa significa aprire un segnale in senso intempestivo. Noi dobbiamo aspettarci una via impedita. Questo a causa del brutto vizio dei dirigenti movimento di Trieste Centrale di aprire i segnali sempre all'ultimo momento. Ora bisogna contare le 7 tavole di orientamento, la curva è molto stretta e il segnale si vede all'ultimo momento. Il treno è così costretto a procedere praticamente a passo d'uomo. Il segnale tra l'altro è stato montato a destra invece che a sinistra proprio per favorire un poco la visibilità. Quando finalmente il segnale appare, con la sua luce gialla esso ci dà via libera e ancora una volta un avviso di via impedita. Sotto l'indicatore di direzione con il numero 1 ci dà la direzione di Trieste Centrale, con il numero 2 saremmo andati allo scalo merci. Ecco finalmente il segnale. Il treno può ora riprendere la corsa, però ancora una volta dobbiamo aspettarci una via impedita. Usciamo così dalla galleria del raccordo e ci innestiamo sulla linea meridionale che proviene da Biva Aurisina. Subito dopo passiamo il ponte sul viale Miramare ed entriamo nella stazione di Trieste Centrale. Sulla destra si allontanano le deviate che portano allo scalo, a sinistra il viale Miramare. Dritto davanti a noi vediamo l'edificio di Trieste Centrale Scalo. Dobbiamo nuovamente aspettarci un rosso, ora il segnale però è visibile da più lontano e quando lo vediamo aperto a via libera rosso-giallo, velocità 30, avviso di via impedita, il danno in questo caso dell'apertura intempestiva è limitato. Si tratta, come si è detto, di quella mancanza di coordinamento, di conoscenza del lavoro che esiste fra dirigenti in movimento e macchinisti. Come il treno entra a Trieste Centrale vedremo ora un segnale basso, non questo ma il prossimo, la famosa marmotta, guasto. Questo segnale gira continuamente dalla posizione di via impedita alla posizione di via libera, un caso anomalo che verrà comunque presto riparato. Ad ogni modo l'apertura dei segnali principali rende nullo per il treno la presenza dei segnali bassi. Praticamente se questi sono guasti o comunque non si dispongono a via libera, questo è ininfluente, l'importante è che sia via libera il segnale principale. Il treno ora arriva così al binario 8 di Trieste Centrale. Sul binario 9 è pronto a partire per Lubiana un elettrotreno, l'elettrotreno 315 delle ferrovie slovene. Questi elettrotreni di costruzione polacca e perciò scherzosamente chiamati dai ferrovieri sloveni Gomulke, in omaggio a Gomulka, l'allora leader della Polonia, dal 1993 non raggiungono più Trieste. Il nostro treno si ferma così ora al paraurti del binario 8 di Trieste Centrale. Ecco ora alcune immagini della stazione centrale di Trieste. Fino al 1918 Trieste Südbahnhof. Era questa la stazione della compagnia privata della ferrovia meridionale, la Südbahn Vienna-Trieste.